Agostini e AMZ presentano Gioca e suona con Cristina. Pagina 113. Non c'è niente da fare, questi di Gioca e Suona sono troppo fortunati. Ho usato tutti i mezzi possibili e immaginabili per ridurli al silenzio. Non so più cosa inventare, a meno di non ricorrere a... Attento, Solfagiò! Lo sai che non si può ricorrere al grande libro senza un motivo estremamente grave. Ah, perché questo non ti sembra estremamente grave? Ed è anche urgente, se proprio ci tieni a saperlo. Ti ho avvertito, Solfagiò. Potresti pentirtene. Non mi resta nessuna alternativa. Ho una reputazione da cattivo da difendere e se va avanti così sarò costretto a ricorrere a uno psicanalista. Il dubbio mi assale. Essere o non essere. Ti consiglio il professor Fontest. È il più noto e preparato. Lo conosco, non c'è Fontest che tenga. Io prendo il grande libro. Attento, Solfagiù, potresti pentirtene. Sì, lo so, potrei pentirmene, ma non posso evitarlo. Oggi giocherò le mie ultime carte. Andrò in cantina a prendere il grande libro. Eccolo, è un po' impolverato. È pieno di ragnatele. Sono secoli che nessuno lo apre, ma vediamo. Devo trovare qualcosa. Ecco, proviamo con la formula magica. Grande libro della magia, pagina bianca, pagina nera, fa apparire la maga Megera. Chi mi vuole? Io. E tu chi sei? Sono Solfagiò. Spero che il motivo per cui mi hai chiamato sia molto importante. Ho molto da fare e non ho tempo da perdere con i pivelli. E io non sono un pisello. Andiamo bene, sei pure sordo. Ho detto pivelli. Sì, ho capito. Allora cosa vuoi? Una ricetta per sconfiggere definitivamente i miei mortali nemici di Gioca e Suona. Prova con questa ricetta. Non devi essere impaziente, ma lavora assiduamente. Le canzoni siano per te ingredienti prelibati. Prendi un grosso pentolone ed un valido bastone, aglio, olio quanto basta, pepe, sale in dose giusta. Ora, con gran circospezione, puoi iniziare l'operazione. Butta dentro al pentolone, senza alcuna esitazione, una pulce grassottella, cuccaburra con le penne ed un re col suo sofà. Ma soltanto se ti va. Spicchi rossi, spicchi blu, degli ombrelli che sai tu. Se è passato un quarto d'ora e l'impasto è al punto giusto, il codon di Geremia potrà essere di tuo gusto. Se ti avanza tempo e voglia, molto adagio, senza fretta, per concludere la ricetta, metti un po' di suliram. Or coi 4 guastatori entra in scena l'alambicco che distilla a fuoco lento la pozione deliziosa. Quando è pronto il distillato, metti tutto al chiar di luna. Il segnale convenuto è al mattino, al primo sole. Quando un'ape birichina piano piano s'avvicina, manda in fretta la pozione alla nota redazione. E questa ti sembra una ricetta? Io non ci ho capito niente. Ah, lo sapevo che finora avevi perso solo tempo. Come puoi pensare di sconfiggere i tuoi nemici se non conosci quali sono le loro armi? Non hai capito che nella ricetta sono mascherati i nomi dei protagonisti di alcune canzoni di Gioca e Suona? Ma io veramente non le conosco. Tu no, ma i bambini che giocano con Gioca e Suona hanno sicuramente indovinato di quali canzoni si tratta.
la pulce, cuccaburra, c'era un re, l'ombrello rosso e blu, il gatto Geremia, sui rammi 4 guastatori, le api. Già, quelli ormai sanno proprio tutto. Comunque la tua ricetta non mi piace, ci vuole qualcosa di più efficace. Ehi, ma cosa stai facendo? Cambio pagina. Ma così io sparisco. Appunto. Pagine 116-117. Questa maga megera è proprio spietata. Vediamo se a pagina 116 trovo qualcosa di meglio. Questo mi sembra che faccia proprio al caso mio. Il mago stona tutto. Leggiamo la sua formula magica. Senza capo, senza coda, un garbuglio musicale, una stretta colossale, un gerundio detto male, un tremendo guazzabuglio, sol con me tu puoi creare. Se ogni cosa vuoi sbagliare, devi sol con me provare. Stona tutto, credi a me, il più abile che c'è. Chi mi ebbe chiamato? Ti ho chiamato io. Io chi? Solfagio! E chi sei? Sono un po' cattivo, insomma. Mi piace fare dispetti e ho bisogno di te. E cosa mi desti? Ma che dici? Cosa mi dai in cambio di quello che io facerò per te? Ho capito. Allora, io non ho tempo da perdere. Dimmi cosa vuoi. Un abbonamento a Gioca e Suona. Oh, questo mai, loro sono i miei nemici. A me mi piace. Ma non perdiamo tempo, puoi fare o no qualcosa per me? Io so fare tutto molto malissimo. Parlo male, scrivo peggio, sbaglio le moltiplicazioni e le divisioni. Di sottrazioni e addizioni non ne azzecco una. So tutti i confini sbagliati di tutti gli stati della terra e non parliamo delle capitali. Le conosco tutte, ma non ne azzecco una. Conosco a menadito tutte le date sbagliate della storia e, come se non bastasse, puoi chiedermi qualsiasi cosa su qualsiasi personaggio, da Giuseppe Manzoni a Giosuè Garibaldi, dall'imperatore Mazzini al conte Camillo, che penso si chiamasse Cavour. Ho capito, ma perché ti chiami Stona tutto? Me la cavo benissimo con la musica, sono bravissimo, ti potrei cantare sbagliando una nota su 3, la Traviata di Renzo Boncompagni e la Forza della cavalleria di Pippo Baudo. Hai tutte le carte in regola per lavorare per me. Cosa dovrei fare? Dovresti farti assumere alla redazione di Gioca e Suona come aiutante del maestro. La proposta mi piace. Questo è l'indirizzo, mi raccomando, datti da fare subito, subito. Buongiorno, sono Mago, stona tutto e sto per cercando un posto di lavoro. Si accomodi. Capo, c'è qui un tatale che dice di essere il mago stona tutto. Cerca lavoro. Allora, caro signor Stonatutto, lei sa che per far parte della redazione di Gioca e Suona bisogna superare prove molto difficili. Nessuna prova è impassibile per Stonatutto. Vorrà dire impossibile.
così ho detto. Va bene, la prova è semplicissima. Ci deve cantare, possibilmente senza sbagliare, 4 canzoncine di Gioca e Suona. La prova farò da mago burlon, io suono stonando, tu caschi sbagliando. Cosa vuol dire? Semplicissimo quello che ho detto. Io sono un mago e ho fatto una magia. Ora tu ti trovi seduto sopra una botola, io ti stonerò alcuni motivi, se tu non riuscirai a indovinarli la botola si aprirà e tu precipiterai come un tasso, cioè come un passo. No, volevo dire rasso. Volevi dire sasso. Già, è vero, sono proprio un gran distrutto, cioè distretto. Insomma, finiamola, io non mi presto a nessuna prova. Non puoi rifiutare. Perché? Perché se rifiuti la botola si apre. Ma chi l'avrebbe immaginato che qui nel mio ufficio, sotto la mia sedia, c'era una botola? Infatti non c'era, ma c'è. È sempre per via della magia? Finalmente cominci a capare qualcosa. Già, va bene, allora procediamo con queste stonate. Visto che io non sono proprio un mago cattivissimo, per ogni canzone che stonerò ti darò la possibilità di indovinare scegliendo tra 2 titoli, ma se sbagli precipiterai. Motivo numero 1. Motivo numero 2. Motivo numero 3. Motivo numero 4. Guarda un po', hai superato la prova. Le risposte giuste erano la pulce. Ci vuole un fiore. Suliram, Biggio e Serafino. Bisognerà che ti mandi una collega molto più cattiva di me. Pagine 118-119. Filippo, cosa sta facendo il capo? Non lo so, è chiuso nel suo ufficio con uno che cerca un lavoro. Cristina, io mi sto annoiando. Oggi non si gioca? Devi avere un po' di pazienza. Appena il capo ha finito, organizzeremo un gioco. E intanto?
Beh, intanto potresti cantare una bella canzoncina. Oh, oh, finalmente una buona idea! Cristina, stiamo andando a Mapletown, il paese più felice del mondo! Yeah, 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 yeah! Oh, oh, mi piace tanto, tanto, tanto! Quando arriverai a Mapletown, tu sorriderai a Mapletown e di buon umore sempre tu sarai. A Mapletown, a Mapletown, ti divertirai a Mapletown, non ti arrabbierai a Mapletown e con tutti quanti sempre scherzerai. A Mapletown, a Mapletown, i tuoi sogni avverrerai a Mapletown, a Mapletown. Quando arrivi resterai a Mapletown, vedrai quanti amici troverai a Mapletown, a Mapletown. Quando arrivi resterai a Mapletown, vedrai. Vieni a Mapletown, viva Mapletown, viva! Vieni a Mapletown, viva Mapletown. E ora via con la tastierina. I tuoi sogni avverrerai a Mapletown, a Mapletown. Quando arrivi resterai a Mapletown, vedrai. Vieni a Mapletown, viva Mapletown! I tuoi sogni avverrerai a Mapletown, a Mapletown. Quando arrivi resterai a Mapletown, vedrai. Quanti amici troverai a Mapletown, a Mapletown. Quando arrivi resterai a Mapletown, vedrai. Amico! Pagine 120-121. Eccomi, chi mi ha chiamato? Io no, E allora perché sono qui? non lo so. Come non lo sai? Ma tu chi sei? Sono la strega Mischia Valori. E tu? Io sono il capo. Ah, il capo! Allora tu sei la vittima! La vittima? Sì, hai capito bene, la vittima! Ma spero che mi darete una possibilità di salvezza. Beh, una possibilità la diamo a tutti, anche ai capi! Aspetta, preparo gli ingredienti. Ma spero solo che sia un brutto sogno. Poco fa ero nel mio ufficio e ora eccomi qui nell'antro di una vecchia strega pazza. Cosa stai brontolando alle mie spalle? Niente. Bene, sono pronta! E tu sei pronto? Sì, e cosa devo fare? Niente di speciale. Devi solo aprire bene le orecchie. Ecco qui davanti ai tuoi occhi ci sono 6 pentoloni. In ogni pentolone ho messo una canzone. Una canzone? Sì, una canzone. Non interrompermi. Sai cosa succede alla canzone in questi pentoloni? Posso rispondere? Se ti ho fatto una domanda, devi rispondere. No. Come non vuoi rispondere? Ho detto no, ma volevo dire sì. Chi ti capisce è bravo.
Allora ricominciamo da capo. Sì. Sai cosa succede alla canzone in questi pentoloni? No. Si confondono tutti i valori. Spiegati meglio. Le note perdono la propria durata. Insomma, viene fuori un bel polpettone, eh? Proprio così. Comunque puoi farti aiutare dai bambini a casa che per prima cosa dovranno ritagliare i titoli che compaiono sul cartoncino numero 25. Ora vi farò ascoltare 6 motivi un po' pasticciati. Dovrete indovinare il titolo di ciascuno e appiccicarlo sul suo pentolone. Ma fate attenzione a non sbagliare, perché... Perché? Perché se la risposta è sbagliata, il pentolone ti si rovescerà addosso con tutto il suo contenuto bollente. Sei pronto? Sì. Pentolone numero 1. Pentolone numero 2. Pentolone numero 3. Pentolone numero 4. Pentolone numero 5. Pentolone numero 6. Accidenti! Sei stato bravo! Però io non mi sono divertita per niente perché non si è rovesciato nemmeno un pentolone! Comunque, il primo pentolone conteneva la ninna nanna al Polo Nord, il secondo Aloha, il terzo l'ombrello rosso e blu, il quarto John Brown, il quinto la cucaraccia, il sesto con che cuore Morettina? Dovevano dirmelo che sei così bravo! Me la vedrò io con quel fanullone di solfaggio che ci fa scomodare per niente! Ma cosa sta combinando il capo? È da un'ora che non lo si sente. Proviamo a bubussare. Non risponde nessuno, prova ad aprire. No, prova tu. Permesso? Capo, ehi, ma che fa? Dorme? Ah, sei tu. Mi sono addormentato sulla scrivania. Ho fatto un brutto sogno. Devo aver digerito male. Ma quel tizio che è venuto prima, che fine ha fatto? Quale tizio? È quello che cercava lavoro. Ma allora non ho sognato. Non ho dormito. Ma capo, ti senti bene? Sto benissimo. Ascoltate, sono venuti 2 maghi. Cioè, no, 2 streghe. No, un mago e una strega. Come? Qui nel tuo ufficio?
Sì, in questo ufficio e mi hanno sottoposto a una serie di prove che... Per tutti, mamma, che paura! Dai, racconta. Pagine 122, 123. Caro Solfaggio, ora mi spiegherai perché mi hai disturbata proprio mentre preparavo i miei manicaretti di canzoncine e mi hai mandata da quell'individuo. Sì, il capo, che sapeva tutto a menadito. E cosa devi dire io? Non mi era mai capitanato di essere così corbellonato. Ho stonato come mai mi era accadesso, cioè come non mi era mai accadopo. Ah sì, ecco, come non mi era mai accaduto. E quello? Il capo tutto ha indovinuto, imito, atom. Ora sarai pinuto, ora sarai panito, ora sarai punito. Ben detto! State calmi. Solfaggio non l'ha fatto apposta. Lui ha solo fatto il suo dovere di cattivo. Perciò era destinato a essere sconfitto. Sì, ma non è detta l'ultima parola. Ho fondato un club. Un club? Sì, il club dei cattivi. Ascoltate. Pagine 122, 123. Le canzoni di Gioca e Suona. Il clan dei cattivi. Questa finalmente è la storia vera di chi prima cattivo non era e che poi costretto dagli eventi ha dovuto tirar fuori unghi e denti. Ditemi voi che cosa si può fare quando non si ha niente da mangiare. Mi passano sotto il naso tre grassi uccellini e a me sembran già salsicce e salamini. Solo perché la fame io fatico, sono diventato il lupo cattivo. Solo perché la fame io fatico, sono diventato il lupo cattivo. Se per distetta la giovane servetta ha un viso delicato e un lampido sorriso, mentre con noi la sorte non è stata per niente generosa e la troviamo odiosa. Solo perché non eravamo belle siamo diventate le acide sorelle. Solo perché non eravamo belle siamo diventate le acide sorelle. Io ero prima la nobile regina che al mondo intero uguali non aveva. Poi si presenta quella ragazzina e in un momento per me è la rovina. Solo perché ho difeso il mio cognome sono finita in fondo ad un burrone. Solo perché ho difeso il mio cognome sono finita in fondo ad un burrone. Fatevi tutti, uniamoci e cantiamo, chi guarda i belli se non ci sono i brutti, senza i malvagi che cosa fanno i buoni e chi le inventa storie e canzoni. Cattivi tutti, uniamoci e cantiamo. Pagine 124, 125. Le interviste di Cristina. Il basso e il baritono. Quando nell'opera si parla di cattivi, si pensa sempre al basso. Perché? Forse che al baritono viene riservata una sorte migliore? Prendi per esempio Iago, il falso amico di Otello. Un cattivo più cattivo di lui non si è mai visto. Chi credi che canti la parte di Iago? Un tenore? No! Un soprano? No! Lo credo bene. Sempre a me tocca fare quella parte. Iago, uno che porta alla rovina il povero Otello, che pure è grande e grosso e dovrebbe avere un bel vocione. Niente da fare, lui è un tenore.
Ho sentito. Ma tu cosa ne pensi di Don Giovanni? Secondo te un personaggio così a chi potevano affidarlo? A un baritono. Magari. E invece no. A me l'hanno affidato. Ti assicuro è un pessimo soggetto. Ah, caro amico, come ti capisco? L'alternativa alla cattiveria nei personaggi destinati a noi, sai qual è? E come se non lo so? È la sfortuna. Esatto. Uno più sfortunato di Rigoletto, dove lo trovi? Ora che vi siete sfogati, vorrei fare io un paio di nomi. Dica pure. Don Basilio e Falstaff. È vero. Per fortuna che c'è il ruolo di basso comico. Almeno ci divertiamo un po'. La calunnia è un venditello, una oretta assai gentile e insensibile e sottile, leggermente dolcemente incomincia a sussurrar piano piano, terra sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nelle orecchie della gente si introduce destramente, e le teste di cervelli, fa stordire. Pagine 126, 127. Il teatrino di Gioca e Suona. Baba Yaga. Io l'ho vista. Ragazzi, è una cosa sconvolgente. Se non mi fossi preso una paura colossale, mi sarei messo a ridere a crepapelle. Insomma, è inutile che ve la descriva perché l'ha già fatto molto bene Mussorgsky nei suoi quadri di un'esposizione. Ma ve l'immaginate voi una capanna con le zampe di gallina? Cioè, voglio dire, una capanna con tanto di tetto, finestre, balconcino, vasi di fiori alla finestra e magari panni stesi al sole, che anziché starsene lì tranquilla sui suoi piedi, si fa per dire, se ne va a spasso su due belle zampe di gallina. Ve l'immaginate? Beh, tanto per restare in argomento, è la capanna della strega Baba Yaga. Non è che si incontri tutti i giorni, però. Ascoltate.
Pagina 128. Va bene, siccome Solfeggio fa parte della schiera dei cattivi e noi siamo più cattivi di lui, non possiamo perdonarlo. Io propongo una punizione adeguata. Cosa proponi? Il girotondo delle streghe burlone. Evviva! Secondo voi, bambini, quale delle 4 streghe riuscirà a raggiungere Solfeggio e a dargli la punizione che si merita?